voi e raccontarvi quello che io faccio, quello che faccio all'interno del gruppo di ricerca nel quale lavoro, per portare degli elementi che sono degli elementi di novità e anche di ragionamento che nasce dall'esperienza clinica. Io faccio un intervento sui test, ma la prima cosa che voglio chiarire è che ritengo noi non siamo dei testisti, noi siamo dei clinici, noi siamo dei ricercatori che utilizzano i test per dare delle risposte a dei quesiti specifici e come tali dobbiamo conoscere i test a un livello che ci consenta di essere degli esperti in questo ambito e quindi di dare delle risposte che appunto non ci consentano proprio di non essere trattati come dei testisti. Detto questo, ci sono delle novità nell'ambito della letteratura di cui intendo parlarvi. Sinceramente io ho portato molto materiale, abbiamo a disposizione mezz'ora e quindi vi parlerò delle cose che ritengo essere più salienti e utilizzabili su un piano pratico e clinico, quindi dell'attività. Questi, come dire, vorrebbero essere gli argomenti di cui vi parlo, cioè i problemi della definizione del problema neuropsicologico dell'Alzheimer, le scale di valutazione ed in particolare un test, che è il Free and Q Selective Reminding Test, un test molto potente e che fa a volte la differenza proprio nella valutazione di un profilo neuropsicologico. In questo vi darò degli elementi di novità, sia nella standardizzazione che sono recenti, sia nelle due forme, quella visiva e quella per parole, e alcuni dati dalla letteratura internazionale che ci consentiranno di valutare i punteggi che abbiamo a disposizione in maniera critica e in maniera, come dire, nuova. E poi c'è il problema della diagnosi differenziale, perché noi abbiamo degli strumenti, abbiamo dei profili, ma dobbiamo cercare di capire che cosa questi strumenti identificano, quindi quali sono gli indicatori che ci permettono non solo di fare una valutazione da un punto di vista della performance che può indicarci una neurodegenerazione, ma anche orientare verso la natura di questa neurodegenerazione. E poi forse qualcosa sulle possibili nuove prospettive. Ecco, il problema dell'Alzheimer ovviamente dall'osservatorio delle demenze sappiamo essere un problema importante da un punto di vista numerico, che significa che è una cosa che ricadrà anche sulle nostre spalle come necessità di valutazione di una quota della popolazione che sarà sempre più ampia. Io vengo dalla Liguria, in Liguria questo problema è altamente sentito perché la quantità di anziani è altissima e quindi si tratta di fare delle valutazioni che siano efficaci e che non siano lunghissime, quindi che siano in grado di identificare rapidamente un deterioramento cognitivo. Su questo abbiamo a disposizione diverse scale brevi. La più nota ovviamente è il Mini-Mental. Interessante questo lavoro del 2015 pubblicato sul Cochrane, che valuta i livelli di sensibilità e specificità che sono estremamente vari, variano dal 30 al 90% a seconda del punto che è stato scelto, cioè ovviamente quanto più un test è sensibile sarà tanto meno specifico e viceversa. E quindi l'accuratezza media in realtà è un'accuratezza abbastanza bassa, quindi calcolando, come dire, una media più o meno siamo intorno al 60% di accuratezza, quindi effettivamente molto bassa. Un po' meglio se la cava il MoCA, e qua c'è un'altra analisi di revisione che mette a confronto il MoCA in due condizioni diverse, quella di confronto con gli MCI e quella di confronto con i pazienti con già Alzheimer, e si vede che il MoCA ha livelli di accuratezza un pochino superiori rispetto al Mini-Mental, specialmente nelle fasi iniziali, quindi quando dobbiamo fare una valutazione dell'MCI. Anche in questo caso comunque l'indicazione è un'indicazione abbastanza generica. Ovviamente sono test di screening. Quello che sta prendendo molto piede tra i medici di medicina generale è il GP-COG, che è una valutazione breve che comporta due fasi di valutazione. Una prima fase di tipo cognitivo con un punteggio che va da 0 a 9, dove vengono ripresi alcune delle domande classiche di orientamento, di memoria, e dove è stato inserito il clock
che è uno strumento estremamente interessante, assolutamente aspecifico, ma estremamente interessante. E poi se il soggetto sbaglia una di questi item, allora c'è un approfondimento diagnostico facendo delle domande al caregiver. Questo sembra essere uno strumento breve, di somministrazione molto rapido e quindi soddisfa la necessità di screening in tempi brevissimi. Sempre che il caregiver non parli tantissimo, perché in effetti qua si aprono a volte dei capitoli piuttosto ampi facendo le domande che voi vedete. Questo strumento lo trovate in rete, quindi non l'ho portato anche fisicamente, per cui lo potete ricavare facilmente. Può essere uno strumento anche utile da adottare e perlomeno da valutare. Cosa ci dice la normativa italiana riguardo a questo? Che i livelli di accuratezza di questo test sono sostanzialmente comparabili a quelli del Mini-Mental, quindi un livello che appunto non sposta di molto l'ago della bilancia riguardo all'accuratezza, però ci dice è un pochino più veloce e quindi preferibile rispetto al Mini-Mental. Forse l'introduzione del clock anche lo rende preferibile perché ci permette di valutare una abilità complessa come quella della costruzione di un orologio. Però noi sappiamo che il problema della neuropsicologia è complesso e che si deve confrontare con la questione dei biomarcatori. C'è una cascata di processi che sembra avere un certo andamento e quindi abbiamo prima le alterazioni, l'accumulo di beta-amiloide, poi della tau, poi le alterazioni strutturali e funzionali a livello cerebrale, quindi visibili in risonanza e in PET-FDG, e infine le alterazioni della memoria. Quindi quando arrivano da noi i pazienti sono già passati una serie di processi di tipo biologico che noi non siamo stati in grado di intercettare con i nostri strumenti, ma nonostante appunto l'importanza dei biomarcatori, da un punto di vista clinico comunque rimane la centralità della neuropsicologia, perché non si può fare una PET a secco. Se uno vede un ipometabolismo posteriore tipico delle forme anche iniziali di Alzheimer, però non ha una neuropsicologia che è in grado di fare un profilo neuropsicologico, si trova di fronte a un dato muto, così come le atrofie ipocampali della risonanza magnetica. E in effetti, come dire, la neuropsicologia, con la sua capacità di descrivere la molteplicità delle nostre funzioni, è presa in questo studio pubblicato su Nature Review come un biomarcatore. In questo lavoro viene considerato un biomarcatore. Ovviamente parlando di questo non tutti sono d'accordo, in realtà la neuropsicologia sembra più un gate d'ingresso, sembra essere uno strumento importante di oggettivazione clinica per gli approfondimenti successivi, ma in alcuni studi dove dovete fare entrare i soggetti che devono avere un Mini-Mental sopra 24, a volte è difficile perché proprio non ce la fanno. E questo quindi ci dà la misura proprio che la valutazione neuropsicologica in condizioni di neurodegenerazione è una valutazione oggettiva, è veramente vicina a essere un biomarcatore al di là dell'intenzionalità del soggetto. In ogni caso ci sono dei profili che noi possiamo identificare. Qua sembra che le cose siano abbastanza semplici perché nell'Alzheimer sembra, come dire, più alterata la capacità di ricordare una lista di parole e l'affluenza semantica, che è effettivamente una condizione tipica, mentre diversa è la condizione della frontotemporale con un'alterazione fonemica, un'alterazione della memoria logica e un relativo risparmio delle altre aree. E la Lewy Body sembra essere caratterizzata da un'alterazione del Train Making Test. Però chi di voi vede pazienti sa benissimo che anche nelle fasi iniziali il Train Making Test A, e specialmente B, è fortemente alterato anche negli Alzheimer che hanno negli MCI che potrebbero essere AD, e questa ha una ragione fisiologica ovviamente di connessioni del fascicolo uncinato che appunto si collega col polo anteriore del lobo temporale alle aree ventrali del lobo frontale. Questo probabilmente altera la funzionalità frontale già in fasi iniziali. Per cui le cose sono complesse. La neuropatologia che sta dietro a un profilo neuropsicologico può in qualche modo mimare condizioni differenti, per cui un Alzheimer può avere un prevalente disturbo del linguaggio e allora in questo caso
è necessaria un'indagine che permetta di capire se questo disturbo del linguaggio è dovuto da una neuropatologia più frontale oppure da una neurodegenerazione mesotemporale che coinvolge poi i circuiti ad essa connessi. Quindi ci troviamo di fronte a dei compiti abbastanza complessi. Se andiamo a vedere la neuropatologia, questo studio ci mostra che il 75% dei pazienti che hanno una diagnosi di Alzheimer ha un'alterazione limbica o mesotemporale, quindi ippocampale o prevalentemente limbica, e il 25% dei soggetti invece ha un'alterazione prevalentemente corticale. Questo ci dice che un quarto dei nostri pazienti che lamenta deficit di memoria appartiene a quel dominio che noi conosciamo. Altri pazienti arriveranno da noi lamentando altri deficit che non saranno il deficit di memoria e che probabilmente avranno altre caratteristiche, saranno più giovani e lamenteranno dei disturbi diversi pur essendo dei malati che hanno una neuropatologia di tipo Alzheimer. E per capire come facciamo? Innanzitutto dobbiamo ben caratterizzare il profilo di tipo mnesico. In questo ci sono i contributi di due gruppi, uno è il nostro, che hanno fatto delle normative di questo test che è stato come dire, promosso da Dubois e dai gruppi di lavoro sulla definizione dei criteri per la diagnosi di MCI, MCI due to AD e quindi le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer. Che cosa ci consente di fare questo test sostanzialmente? Ci consente di stare attenti a due aspetti. Il primo è la codifica del materiale. Il secondo è l'impatto che ha un suggerimento semantico nel recupero del materiale. Quanti di voi utilizzano questo test nell'attività clinica quotidiana? Ecco, una piccola parte, una piccola parte. E allora posso fare... Questi sono tutti i lavori che dicono sostanzialmente della bontà di questo test. Test che non abbiamo inventato noi. Test che io vi lascio, nel senso che poi alla fine del mio intervento, quando c'è la pausa caffè, chi vuole viene da me, ho una chiavetta, se lo scarica e in questo modo queste cose che vi racconto diventano poi materia viva, nel senso che poi potete utilizzarlo. Non ho il tempo di farvelo vedere nel dettaglio, nel senso di fare uno scoring, di fare una valutazione, vedremo se poi ci saranno occasioni per incontrarci e farlo. Ma come è fatto? Allora, ci sono due forme, una è verbale e l'altra è visiva. Vi mostro quella verbale perché è quella che conosco meglio e poi vi farò vedere anche quella visiva rapidamente. Si chiede al soggetto che ha di fronte un foglio A4 con scritto 4 parole, qua vedete sciarpa, narciso, scacchi, orata, e gli si chiede qual è il nome del pesce e il soggetto deve indicare e dire qual è il nome del pesce e si prosegue in questo modo. Dopodiché si chiude il quaderno nel quale è presente questa lista di stimoli e si chiede al soggetto di ricordare queste parole dopo suggerimento, quindi si ricorda qual era il nome del pesce e il paziente viene tanto preso un attimino di sorpresa, quindi attiva le sue strategie di memoria, capisce che cosa deve fare e nel caso non ricordi viene fatta una seconda presentazione e dopodiché viene richiesto una seconda volta. E quindi c'è tutta una fase di codifica di 16 item che viene ben controllata. Dopodiché c'è una fase interferente nella quale il soggetto deve contare all'indietro, dopodiché gli si chiedono le parole che ha appreso. Allora c'è una rievocazione immediata, che è una rievocazione spontanea, di cui appunto una parte di queste parole verrà ricordata abbastanza facilmente, in genere non tantissime, dopodiché c'è una fase di rievocazione con suggerimento. In questo caso il soggetto col suggerimento semantico può rievocare la parola oppure no. E questo ci dà un'idea della presenza di tracce mnesiche ancora presenti nella codifica del soggetto oppure dell'assenza di queste tracce mnesiche. E questo ci dà un'indicazione appunto della sua funzionalità.
Gli indicatori che vengono considerati nelle normative, e questo lo sanno in pochissimi, anche chi lavora col test di Busk, sono gli indicatori della rievocazione immediata libera, che è la somma delle 3 rievocazioni libere, e la rievocazione totale, che è la somma di tutti gli item che sono stati ricordati, sia liberamente sia col suggerimento. E poi ci sono degli indicatori di facilitazione semantica, cioè degli indicatori isolati che ci permettono di dire quanto è stata efficace la facilitazione semantica. Vi dico queste cose nel dettaglio perché poi vediamo cosa dicono i lavori. Avendo a disposizione questi dati, noi abbiamo a disposizione un dato di rievocazione libera, che vuol dire la capacità del soggetto di ricordare una cosa sapendo che l'ha codificata in modo puntuale. E vediamo quanto è aiutato da un suggerimento semantico. Cosa del tutto analoga è la versione di Frasson che utilizza degli stimoli di tipo visivo. Allora la domanda che viene subito in mente, perché il nostro problema è anche quella dell'uniformità dei test, è: queste 2 versioni sono tra loro comparabili oppure no? Ecco, in letteratura viene detto un po' l'una e l'altra cosa. Cioè viene detto che effettivamente c'è una forte correlazione tra i 2 test, ma che c'è una certa differenza nei punteggi dei 2 test, nel senso che il test visivo, che tra l'altro ha 12 stimoli anziché 16, è un pochino più semplice, mentre un pochino più complicato il test con la codifica delle parole. Facendo questo test con le parole, ma in realtà andando a vedere la letteratura, non è che sono stato così partigiano da scegliermi gli studi che vanno nella direzione nella quale siamo andati noi. Indipendentemente da questo, sono andato a vedere cosa dice la letteratura di questo test. E Ellen Grober, che appunto porta avanti questo lavoro sul Free and Q Selective Reminding Test, ha pubblicato ormai un po' di anni fa questo studio che fa vedere una indagine longitudinale durata 12 anni, nella quale ha studiato l'andamento dei punteggi di questo test nel corso di questi 12 anni, facendo ogni 12-18 mesi una valutazione a questi 264 soggetti, che è un lavoro enorme, perché vuol dire una quantità di valutazioni incredibile. Cosa hanno fatto? Hanno fatto l'analisi del Kaplan-Meier per vedere se c'era un punteggio che potesse predire la conversione a demenza di Alzheimer. E hanno visto che questo punteggio è 24. Cioè, se nelle 3 rievocazioni immediate un soggetto ottiene un punteggio maggiore di 24, io posso dire ai miei pazienti: lei può stare abbastanza tranquillo, per i prossimi 5 anni non dovrebbe succedere niente. Okay? Siamo abbastanza tranquilli di questo. Il che significa che abbiamo uno strumento predittivo di quello che sarà il destino di un soggetto. Ovviamente devo valutare tutto nel suo complesso. Se uno ha la fortuna di avere anche altri strumenti, ecco che deve mettere in relazione questo con la risonanza magnetica, la PET. Se uno ha una PET amiloide positiva, non mi metto certo a dire che tra 5 anni le cose andranno bene. Però se una persona ha un profilo anche nella relazione, anche nella valutazione complessiva di tipo clinico effettivamente solido, in cui capisco che c'è la preoccupazione soltanto per il deficit di memoria, allora mi sento abbastanza confidente nel rassicurare la persona. Poi sui 5 anni uno può anche glissare, ma sicuramente può stare abbastanza tranquilla. Non ci sono grossi problemi. Però non mi fido solo delle normative italiane, perché le normative nostre, anche italiane, ci dicono che il cut-off è molto più basso, quindi qua ci spostiamo su livelli molto più alti. Un lavoro che è andato nella direzione della classificazione della memoria, questo lavoro sempre di Ellen Grober, che cerca di fare una stadiazione della memoria utilizzando proprio questi 2 punteggi, la rievocazione libera immediata e la rievocazione totale immediata sempre.
e come potete vedere ci sono diversi livelli. Scusate. Ci sono diversi livelli. Diciamo che anche in questo caso viene identificato un impairment moderato quando il punteggio della revocazione libera è tra 20 e 24. Quindi sembra effettivamente questo il valore critico da tenere in considerazione. Il lavoro interessante di questo studio è stato che assieme a questi valori del Grober sono stati considerati anche i biomarcatori e che quindi, come dire, con lo schema che vedevamo prima può essere anche ripensato in modo diverso, perché noi non sappiamo esattamente come queste stime possono cambiare in relazione al cambiamento degli strumenti. Qua c'è, come dire, una posizione diversa, perché questo cut-off della neuropsicologia forse con un test come il Grober sarebbe cambiato, forse avremmo potuto vedere prima delle alterazioni della funzionalità amnesica. Quindi vi lascio questo dato come un dato appunto di riferimento, che è diverso da quello che le normative ci dicono sui cut-off, che sono ben più bassi. Quindi io mi aspetto, come dire, delle performance, per essere tranquillo, un pochino più alte rispetto a quelle che sono i cut-off. Devono essere un po' più alte. Se sono un po' più alte sono tranquillo. Se sono effettivamente oltre la deviazione mezza standard, e noi usiamo appunto 1,5, 1,86, quindi insomma siamo abbastanza cauti nel dire delle cose, ecco, però devo essere più cauto anch'io nel pensare che la persona starà bene nel tempo. Altro test che volevo proporvi, raccontarvi, è questo di MS48, che ha delle buone caratteristiche da un punto di vista psicometrico di accuratezza, ma ha una caratteristica particolare in più, cioè un test di memoria esclusivamente visivo. Anche questo ve lo lascio. Perché? Perché c'è il problema dell'interculturalità, è una cosa di cui parlavamo ieri sera, è un problema grosso. Spesso mi capita di avere persone che hanno difficoltà con l'italiano e quindi hanno difficoltà a codificare sulla base anche di indicazioni di tipo verbale, ed è semplice fare un compito nel quale il soggetto guarda delle immagini e poi deve riconoscere quelle immagini in una scelta forzata. Quindi c'è una fase di codifica delle immagini, per esempio il gatto con la figura astratta, la mela, e poi immediatamente dopo e un'ora dopo il soggetto deve dire quale oggetto ha visto. Gli stimoli sono tanti, sono 48, il che significa che se la memoria è alterata lo dovremmo identificare. Ed in effetti i dati che hanno normato questo test hanno evidenziato proprio una buona capacità discriminativa tra soggetti di controllo, soggetti con malattia di Parkinson, soggetti MCI, soggetti invece MCI-AD e soggetti che hanno un Alzheimer. Il problema però è complesso perché in realtà anche un test raffinato come il Free and Q Selective Reminding Test ha delle aree di sovrapposizione, anche le demenze frontotemporali hanno un profilo che può essere un profilo di alterazione temporomesiale. E questo è vero in stime che vanno dal 30 al 50% a seconda degli studi. E questo appunto dice che il Free and Q Selective Reminding Test non è così accurato nel discriminare tra Alzheimer e frontotemporale. E allora c'è uno studio, anch'esso un po' datato, ma che varrebbe la pena di riprendere perché è molto semplice, calcolare il rapporto tra fluenza semantica e fluenza fonemica e trovare fuori un indice. Questo lavoro di Raskowski ha trovato un indice, un valore di discriminazione che poi non ha trovato seguito nella validazione italiana, nel senso che non c'è stato più nessuno studio di tipo italiano che ha permesso poi di confermare questo dato, però empiricamente si può utilizzare perché ci permette di fare una valutazione del rapporto tra queste due fluenze. Naturalmente noi sappiamo che nel frontotemporale la fonemica dovrebbe essere più alterata dalla semantica e viceversa, ed ecco che questo potrebbe essere un dato aggiuntivo rispetto al profilo di memoria, che potrebbe darci qualche idea in più.
Naturalmente noi ci stiamo orientando verso dei test che sono più orientati a valutare dei network specifici di malattia. Ed ecco che, per esempio, per capire meglio l'alterazione di tipo frontotemporale, noi sappiamo che dobbiamo indagare quella che viene chiamata TOM, ossia la teoria della mente, quell'insieme di processi mediante i quali noi attribuiamo intenzioni ed emozioni agli altri, che sappiamo essere fortemente alterate nelle forme comportamentali della frontotemporale. Ed ecco che c'è questo lavoro pubblicato nel 2015 di Alessandra Dodice, della Cerami, K, il gruppo del San Raffaele, che ha utilizzato una serie di situazioni che qua vedete rappresentate, dove il soggetto deve o capire come proseguirà un comportamento, cioè qual è l'intenzione del soggetto nella prima scenetta, oppure capire quali saranno le emozioni, oppure capire cosa succederà in un evento dove c'è una causa ed un effetto. Ecco, questo test sembra essere particolarmente adatto nella valutazione della teoria della mente e particolarmente adatto in malattie come la demenza frontotemporale. Tanto è vero che esistono degli studi di validazione correlativa con gli aspetti cerebrali e il punteggio a questo test, che quindi ha avuto anche una valutazione di questo tipo. Credo che il mio tempo sia 5 minuti, per cui tralascio il problema delle forme precoci dell'Alzheimer, quel 25%, che hanno delle manifestazioni che possono essere o di tipo linguistico prevalentemente o, come nella posterior cortical atrophy, delle manifestazioni che hanno a che fare da un lato col percetto visivo, quindi con la percezione visiva e con l'organizzazione visospaziale. Però appunto le tralascio, ma non tralascio di lasciarvi alcuni degli strumenti che potete trovare abbastanza facilmente o direttamente o scrivendo agli autori, perché a questo punto io credo che sia importante iniziare a contattare chi ha validato questi strumenti e chiedere se possono fornire gli strumenti che hanno validato. Noi abbiamo tutto l'interesse a condividere dei dati. Certamente tra questi il SEND è uno strumento estremamente utile perché è una batteria ampia di valutazione del linguaggio che nasce dalla conoscenza che abbiamo adesso dei disturbi del linguaggio, quindi è più aggiornato rispetto all'Achner, che io ho usato per molto tempo e che effettivamente mi lasciava un pochino perplesso perché la valutazione qualitativa era certamente interessante, ma il resto dei punteggi un pochino datato, e invece abbiamo a disposizione un test che ci permette appunto di indagare il linguaggio in maniera specifica e approfondita. In questo, come dire, la descrizione della figura complessa ci può dare anche alcune indicazioni su diverse forme della posterior cortical atrophy che può avere più un'espressione ventrale, come dire la cosiddetta via del Luot, o una espressione maggiormente dorsale, la cosiddetta via del Ware. E qua appunto le indicazioni del SEND e le sue caratteristiche. Qua vedete appunto gli item. Certamente un passo veloce va fatto sul fatto che le persone hanno più o meno delle capacità di rispondere alle cose perché hanno della riserva cognitiva. Quanti di noi vedono persone che da 20 anni fanno la stessa vita senza avere nessuna stimolazione cognitiva? E allora ci domandiamo, il deterioramento cognitivo che noi vediamo è il frutto di una neurodegenerazione o è il frutto di uno stile che via via si sta incistando e che ha favorito magari un percorso di declino? E questo è un altro questionario che potete trovare facilmente in rete, che valuta appunto gli aspetti appunto di risorsa cognitiva. Ecco, l'altra cosa che mi domando è, ma com'è che siamo ancora ai test carta e matita? Cioè siamo ancora a fare i test con i fogli, le fotocopie, e certo che è un po' meno accurata la neuropsicologia rispetto alla PET FDG, noi abbiamo il ciclotrone per fare i traccianti e poi ovviamente siamo meno accurati. Ci sono comunque dei test interessanti, questo è quello delle
quattro montagne, che trovate anche in applicazione da scaricare sull'iPad, ed è un test che è risultato essere estremamente capace di discriminare tra soggetti con biomarcatori positivi, quindi MCI con biomarcatori positivi rispetto agli altri MCI. E questo è un dato che mi sembra molto forte. Un test semplice in cui il soggetto deve riconoscere una configurazione di quattro montagne, prima la vede e poi la riconosce tra quattro, che hanno caratteristiche in parte simili, e quindi deve discriminare tra quello che è in memoria e quello che gli viene presentato. Ma certamente una parola va detta su altre task che possono essere utilizzate. Se noi utilizzassimo, per esempio, questo lavoro ha utilizzato l'eye tracking per vedere come i soggetti esplorano due immagini, una che avevano già visto e l'altra nuova, quindi c'è una fase di apprendimento anche in questo caso e poi c'è una fase di confronto. Allora anche qua, senza chiedere al soggetto se ricorda o non ricorda, il pattern di orientamento dell'occhio sugli stimoli ci dice se li riconosce o non li riconosce. La figura nuova, come voi sapete, viene guardata più a lungo, la figura conosciuta viene guardata meno a lungo, per cui in questo caso effettivamente abbiamo qualcosa che va nei meccanismi automatici di riconoscimento dell'immagine e quindi qualcosa che si avvicina molto di più a un biomarcatore, volendo. Altro discorso che credo dovremmo tenere presente, quindi come idea di sviluppo della neuropsicologia, cioè io mi immagino una sessione nella quale metto un eye tracking a un paziente, gli faccio fare una prova di riconoscimento e poi registro la sua voce in task specifici e faccio l'analisi del segnale della voce. L'analisi del segnale della voce è uno strumento che alcuna letteratura sembra indicare estremamente importante nella discriminazione, per esempio, di patologie come il Parkinson, dove già, come dire, esistono i dati più solidi. Il nostro gruppo sta lavorando in collaborazione con il Dipartimento di Robotica e Ingegneria per far sì che possiamo acquisire questi segnali e questi segnali vengano in qualche modo tradotti in frequenze che possono essere identificative in fasi precoci di una neurodegenerazione di tipo Alzheimer. Ecco, quindi concludo dicendo sostanzialmente poche cose, cioè disponiamo di test utili per identificare l'alterazione di network specifici caratteristici di determinate condizioni neurodegenerative, le alterazioni temporomesiali, frontali o posteriori della posterior cortical atrophy. Ecco, la definizione dei profili sulla base di nuovi strumenti richiede un costante aggiornamento delle normative e dati di accuratezza, e questo è un lavoro che noi dovremmo fare tutti quanti. Noi effettivamente come gruppo di neuropsicologi dovremmo poter raccogliere dei dati e metterli in comune. Questa è un'aspirazione, so che è difficilissimo, perché quando ci si prova poi chi è che compila il file Excel, chi è che lo manda, chi è che coordina tutto quanto. Però effettivamente siamo tanti e se avessimo la possibilità di condividere dei dati a livello solo regionale sarebbe una cosa grandiosa, perché le normative cambiano costantemente. Noi in realtà non riusciamo ad aggiornarle con una puntualità tale che ci consenta di discriminare bene i soggetti sani dai soggetti che purtroppo hanno una neurodegenerazione. E forse andrebbe fatto un pensiero sull'utilizzo delle nuove tecnologie che potrebbero effettivamente permettere di raccogliere dati in maniera più automatizzata. Per esempio, voi sapete che la capacità di scrivere un dialogo in inglese ormai è automatizzata da tanti software. In Italia questo ancora non ce l'abbiamo, però pensate che vantaggio ci sarebbe nell'analisi del linguaggio se fossimo in grado, anziché di sbobinare, di avere un meccanismo automatico non solo di scrittura ma anche di analisi della struttura semantica, sintattica del colloquio. Allora, la mia idea è di lasciarvi appunto del materiale, però se qualcuno vuole scrivermi per avere
i 2 test, che sono il Free and Q Selective Reminding Test e il DMS 48, io se posso, se ce la faccio, ve li mando molto volentieri, se no ce li scambiamo oggi. Grazie per l'attenzione.